Quindi noi lo insegniamo nelle pratiche didattiche. Se le pratiche didattiche sono un'altra cosa, è inutile che noi facciamo politiche. Ne usciranno giovani poco cooperativi perché non hanno praticato la vita cooperativa. Allora, avere gruppi, io dico, Giuseppina, tu hai ragione, tutto un collegio non ce l'avrai mai e neanche il 50% avrai mai. Se avessi il 50% sarebbe già ma avere gruppi da coltivare, questo è importante, perché questi gruppi producono e poi magari attirano, e lì l'unico strumento di cui dispone il presidente sono i soldi, i fondi di istituto, senza andare anche ai progetti, i fondi di istituto io li pago. Io, è vero, io ho i soldi, ma io ho anche i docenti, e quei docenti ce li ho perché ce li ho quelli e con quelli devo lavorare. Poi ci possono essere dei docenti che quel piccolo di lavoro non lo vogliono fare e non posso costringere certe persone a fare. Volevo, se posso, Prego. la signora Maria. Buonasera innanzitutto. Mi chiamo Elio Maros, faccio parte di un'associazione, sono vicepresidente della Proloco. Ho capito, è molto improntato sulla scuola. Attenzione, non esiste solo la scuola, esistono tantissime altre associazioni che sono senz'altro molto disponibili. Io parlo per Sardara, abbiamo fatto, non spetta me a dirlo, comunque abbiamo fatto tantissime cose che possono riguardare senz'altro la scuola. Diciamo, l'effetto non si è ancora avuto, però lo scopo era quello di lanciare l'invito comunque alla scuola. Col presidente della Proco parlavamo anche di una possibile programmazione nel futuro. In che modo? Portare anche uno spettacolo che possa poi interessare senz'altro i bambini e che parli di noi sardi. È in progetto, noi l'abbiamo già vista, è una cosa che poi magari si può senz'altro vedere nel futuro. E lei ha ragione, che a volte noi ci concentriamo sulla scuola, però il fatto che la Proloco stessa abbia organizzato, abbia promosso per oggi. Volevo anche chiudere in 2 secondi. Sardara, se vogliamo, non ha mai avuto le origini anche di un gruppo folco. Quest'anno è stata fatta anche una mostra dove la scuola poteva partecipare. Io adesso non so perché il presidente del gruppo non è presente per motivi di lavoro, però comunque aveva un interesse molto importante per Sardara, perché non erano solo i costumi, c'erano tantissime foto dove portavano la testimonianza bella chiara di tantissimi lavori che comunque sono spariti e che non si fanno più. Diciamo, è in programma anche questa manifestazione, se si vuole chiamare così, e ripeto, l'invito è quello che comunque la Proloco è disponibile a queste cose. Grazie. Grazie Elio. Ho scelto qua su questa cosa, adesso Proloco, su delle queste Proloco dell'ago tempo, su delle ragioni dove un trans Proloco e proprio su delle cercare questo un guai, espronare sta Proloco, come questa Proloco, su delle se cosa, tant'è che questa Proloco è quando muoia ultimo, il manifesto in lingua sarda, o bilingua. Poi questa lingua sarda c'è, si non si vive, si guarda ma non sulla vita, non si scrive. Andiamo solo a ritravarlo a Roscio che aveva il suo corso di lingua poi dipendente, si è messo questo teologo a fare il manifesto bilingua, sono messo il piccionino. Sta gente che hanno trovato fuori la spontanea, l'ha scritto un sacco d'oro, con buono, e cresciamo un po' la parte dove credo, ai ucraini. Questo è cosa non fare, mentre si vede che appunto in italiano, come sono appunto stati, insomma si parliamo, insomma, avanzano l'attenzione. Comunque, grazie. Volevo rispondere 2 secondi alla signora Pirro, che comunque si è parlato tantissimo di personalità. Abbiamo fatto riferimento a senz'altro nomi molto importanti
tanti, che adesso ne sparo uno, Zola, però io dico che comunque a Sassara c'è un concerto che, se non sbaglio, è anche l'unico in Sardegna con certe caratteristiche e che senz'altro nessuno ne parla pochissimo, ma non solo i libri, però è anche nostra intenzione tramite il museo, quindi ho visto il Presidente, portare a conoscenza, ma non solo in Sardegna, perché comunque c'è la possibilità di portare questo tour. Questo è chiaro, è un invito che si cercherà di estendere con la collaborazione di tantissima gente, perché è chiaro che comunque l'individualismo, questo è riferito un po' a tutti, non porta da nessuna parte. Stando assieme si riesce a costruire e portare avanti dei progetti, perché si è parlato di soldi, ma i soldi sì, sono molto importanti, molto utili, però io parlo per Sarda, sì, chiaro, sì, però noi abbiamo tanto da far vedere, da far conoscere senza spendere una lira. Grazie. Oggi tu e Lucia siete insegnanti della scuola dell'indiesa materna e il presidente del Sacro Drammatica Agustinense. Buonasera a tutti. Però in questo senso che dava con me. No, questa volta si fa di scampo appunto. In realtà non siamo fare. In quei mesi non sapete. No, mi va piacere quella Anao, presidente della Filodrammatica. Ed è ogni volta che quando venivo sono stata lì a scuola per invitare a fare un intervento con strumenti. Cioè, a sinistro da Funao, poi resti, toccare poi le statiche da Funao e da Uscina, approfittava e entrava in Italia. E una novella paese di scollega, tutto, se qualcuno dava la spantata in una carta, secondo me di base della parca, fare il teatro, poi mi messi tutto. Vedi, ragazzi, fatto teatro, stella rosa, generosa, cosicca, un po' la maschera, visto un'altra vestimenta un po', però invece sta già sempre qui, mi presento è bella quello che dice, sul vantaggio di prendere un strumento precisamente senza attaccato, tocca indicare uno dei via dei vai e quindi sei incluso. Sugli annai, ecco, a me comunque mi luce il sotto solamente di quella che riguardava, perché è una cosa che per diciocchetta mi si piace, magari non via con diciocchetta tipo 12-13 anni, che mamma mi la tocca Lucia, vai a vedere di scelti e con mamma, come si dice in italiano, tocca vai con Lucia. E andavo, e siccome avevo anch'io quella vergogna perché non tutti parlavano, cioè il sardo non si doveva parlare, e quindi andavo nel negozio, nella bottega, andare in questa bottega e dinarare con mamma di dare 1 chilo di scelti e non tornare a scomodo con la donna di danaro, e quindi io raccoglievo, rappresentavo un po' il timore e la vergogna del parlare in sardo, però posso nani poteva stare 40 anni del sardo, dopo grazie a Babuni